Amiche e amici, buona terza domenica del tempo pasquale. Non so se qualcuno di voi ha cominciato un po' a familiarizzare con questi racconti evangelici, con questi brani che leggiamo dai 4 Vangeli e che appartengono ovviamente alla liturgia del tempo pasquale. Mi spiego. Quando noi andiamo a messa, nelle domeniche del tempo di Pasqua o anche nei giorni feriali del tempo di Pasqua o anche semplicemente quando in questi giorni prendiamo in mano le letture del giorno, noi siamo a contatto con questi testi dei 4 Vangeli che ci parlano del Signore risorto, che ci raccontano questa esperienza soprattutto che hanno fatto i discepoli di essere loro a contatto, di nuovo a contatto con il loro Signore, con Gesù, con il Maestro, il quale non è più morto e sepolto. Il sepolcro è vuoto e lui è vivo, lui è risuscitato. Noi non potremo in alcun modo capire cosa è accaduto, come sono realisticamente avvenuti questi incontri, che tipo di esperienza hanno fatto i discepoli. Ciò di cui noi siamo custodi e depositari è la loro testimonianza, cioè sono loro che ci dicono: eravamo noi morti e lui ci ha risuscitato, eravamo schiavi, bloccati dalla paura, dalla chiusura, avevamo perso le motivazioni, la voglia di essere credenti in Lui, ma anche credenti nella vita, e poi invece lo Spirito Santo, grazie a Lui, ci ha fatto diventare testimoni, annunciatori. Eravamo incapaci di comunicare, siamo diventati dei grandi comunicatori del Vangelo. Eravamo pieni di paura, poi siamo diventati testimoni, che in greco si dice martires, martiri, cioè testimoni appunto del suo amore, della sua storia, della sua vita, della sua causa, del regno di Dio in cui lui credeva, dei suoi gesti, delle sue parole, e abbiamo testimoniato anche noi con parole e gesti il Vangelo, insomma. Quindi qualcosa è accaduto di sicuro, no? Ma la domanda che io vorrei fare a me stesso e a voi è: ma leggendo questi racconti pasquali, Gesù risorto che si mostra, che si fa vedere, che parla, che compie dei gesti, no? Quale messaggio ricaviamo da questi racconti? C'è un filo conduttore che unisce tutti questi racconti pasquali? Ci sono elementi ricorrenti? A me pare di sì, e li ritroviamo anche nel racconto del Vangelo di Luca, capitolo 24, che ascoltiamo in questa terza domenica di Pasqua. Spero di non farvi fare confusione, allora cerco di essere preciso e puntuale. Quali sono questi elementi ricorrenti che troviamo negli incontri del risorto con i discepoli, in questi racconti pasquali che troviamo nei Vangeli, alla fine dei 4 Vangeli, evidentemente, no? Per esempio, anche in questa domenica noi sentiamo questa espressione: Gesù in persona stette in mezzo a loro. Gesù appare, certo, ma spesso i Vangeli dicono Gesù stette in mezzo a loro, quasi a indicare una presenza stabile del Signore in mezzo a loro. È interessantissima questa cosa, perché loro avevano abbandonato Gesù, ma Gesù non abbandona loro, lui sta con loro, sta in mezzo a loro. Il risorto è questo Maestro che continua a garantire la sua presenza, e anche negli altri Vangeli noi sentiamo questa promessa, no? Il Vangelo di Matteo si chiude con Gesù che dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e anche altri Vangeli sottolineano questo. Gesù risorto non dice parole di rimprovero o le parole di un maestro arrabbiatissimo per come si erano comportati, non si mette neanche a rivendicare qualcosa, a recriminare, non si mette a giudicarli o a condannarli, no. La parola del risorto, il suo saluto è sempre shalom, pace a voi, punto, non aggiunge altro. E poi loro sono un po' turbati, e Gesù dice: ma perché siete turbati? Perché avete dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Il risorto mostra le ferite del crocifisso. C'è anche un altro elemento corporeo: il risorto mangia.
come aveva mangiato nell'ultima cena, quando aveva preso quel pane e l'aveva spezzato, anzi molto spesso anche il risorto si fa riconoscere all'atto dello spezzare il pane, perché è importante quel gesto lì, è un gesto di amore, perché il pane spezzato è il pane condiviso, è il pane che crea la fraternità, la comunità, non gli egoismi, non è mai il pane trattenuto quello dell'Eucarestia. No? E poi il risorto rinnova la stima, la fiducia in questi uomini, li manda nel mondo, no? Lui dice, attenzione perché, certo era scritto il Cristo patirà e risorgerà dai morti, ma nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni, martiri, martiri. Gesù li manda nel mondo perché siano annunciatori e testimoni di tutto ciò che lui ha fatto e ha detto, della sua stessa carica di vita, che comunichino lo Spirito, ma soprattutto che comunichino questa cosa qui, il perdono dei peccati. Lui vuole la liberazione dal male, che siamo liberi dal male e quindi contenti e quindi felici. Insomma, qual è il filo conduttore di tutto questo? Secondo me è molto chiaro il filo conduttore, perché tutti questi dettagli ci parlano di amore. Lui ha dato la vita, lui è il maestro che ha sempre dato la vita, che ha sempre testimoniato la compassione e la cura, ed è soltanto l'amore che permette alle nostre esistenze in questo preciso istante di essere delle esistenze vive. Siamo dei viventi se amiamo e siamo dei risorti insieme con lui. Buona domenica, buona Pasqua ancora.